È arrivato a dicembre scorso in Italia il primo gas dall'Azerbaigian grazie alla rete TAP. Dopo le prime polemiche sul possibile danneggiamento della falda, la multinazionale fa sapere di essere disponibile ad effettuare i monitoraggi mensili delle acque sotterranee per altri 3 mesi, fino a marzo 2021, in corrispondenza dei piezometri, così come proposto da ARPADAP Lecce. Si tratta di monitoraggi che andranno ad aggiungersi a quelli già previsti nell'ambito del progetto di monitoraggio ambientale. I campionamenti saranno già effettuati nei giorni 26 e 28 gennaio prossimi. TAP inoltre ha invitato l'ARPA a presenziare ai prelievi per il campionamento in contraddittorio e per procedere con la rimozione dei sigilli. È bene precisare che già in passato, proprio ad inizio lavori, la falda acquifera di San Basilio in prossimità dell'area di cantiere TAP risultò fortemente contaminata con la rilevata presenza di metalli pesanti e arsenico. TAP si difese sostenendo che tali materiali erano presenti in falda già da prima.